professor Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, che appunto ci condurrà, diciamo, a una sintesi di quello che abbiamo ascoltato, con l'aggiunta di alcune considerazioni di cui abbiamo parlato brevemente prima dell'inizio, che sono davvero molto interessanti. Prego professore. Io prometto di rubare poco tempo perché l'incontro è stato lungo e denso di spunti che meritano di essere riflettuti, di fermentare dopo questo incontro nelle vostre riflessioni, né tantomeno io sarei in grado di concludere o tirare il filo di quello che hanno detto i relatori prima di me. Innanzitutto io volevo ringraziare il Presidente di Confartigianato per l'invito, la direttrice e approfitterei di questi minuti finali non tanto appunto per concludere, ma direi per rilanciare perché questo è il momento di inizio di un percorso che vuole tentativamente quantomeno stare a questo livello, un percorso di riflessione e di formazione nel senso profondo del termine, non di formazione intesa come il momento frontale, ma come un conquistare insieme contenuti e giudizi che inizierà a partire dal 12 settembre e che accompagnerà i dirigenti di Confartigianato, gli imprenditori di Confartigianato Veneto su alcuni temi, anzi direi buona parte dei temi che abbiamo sentito questo pomeriggio. Per cui con oggi inizia un percorso in tutti i sensi che vuole mettere a tema il tema dell'autonomia, della sussidiarietà, della legge sulla rappresentanza, della bilateralità, del welfare, della contrattazione di primo e di secondo livello, del costo del lavoro, della produttività, della spirale inflazionistica e del suo rapporto con i salari, delle politiche attive del capitale umano, delle grandi dimissioni, dell'attrazione dei talenti anche se si è piccoli, eccetera, eccetera. Sono tanti temi, tutti rilevanti, concretamente rilevanti, che saranno proposti nei prossimi mesi e che con piacere, come ADAPT, ci vantiamo di essere tra gli animatori, perché innanzitutto so che impareremo noi da questo. Allora, parto da qui per dire qualcosa di conclusivo, quantomeno di rilancio. Ascoltando i vari interventi che mi hanno preceduto, mi è venuta in mente la declinazione in chiave di rappresentanza di una frase che Eliot, il poeta, diceva rispetto all'abbandono del cristianesimo, e la declino così: sono le associazioni di rappresentanza che hanno bisogno delle imprese o sono le imprese che hanno bisogno dell'associazione di rappresentanza? Perché dalla risposta a questa domanda si capisce di che tipo di rappresentanza stiamo parlando e di che livello di rappresentanza le associazioni possono fare. E non è, guardate, sembra un giochetto retorico, ma se ci pensate non è così banale rispondere a questa domanda. È la Confartigianato che ha bisogno delle imprese o le imprese hanno bisogno della Confartigianato? Perché se ci fermiamo, se scoprissimo che è il primo, la risposta è la prima parte, qualche domanda me la farei. Però sappiamo anche che non nel caso della Confartigianato, però soprattutto non nel caso del Confartigianato Veneto, magari altri territori sì, però sappiamo che questo rischio c'è, cioè il rischio che la rappresentanza è funzionale al mantenere in piedi una struttura che ha la sua storia, il suo prestigio, ha i suoi servizi, però dimenticando la dimensione del parlare per conto del rappresentare gli interessi è un rischio che c'è. Però quando si arriva lì, vale anche per il sindacato dei lavoratori, quando si arriva lì, allora ha vinto la burocrazia, nel senso peggiore del termine. Voi direte, la burocrazia ha solo un senso peggiore, no, forse anche dei significati positivi qualche volta, però quando si arriva lì ha vinto la dimensione organizzativo-burocratica, non c'è più vita, c'è uno scambio economico, ci sono degli scambi contrattuali, ma non c'è vita.
Se invece sono le imprese che hanno bisogno di qualcuno che le tenga insieme, beh, allora è interessante la rappresentanza, perché in fin dei conti il corpo intermedio è il risultato della libertà di associazione tra persone, cioè più è addormentata, più è anestetizzata una società, meno sono i corpi intermedi. O, declinatela in modo più romantico, meno è libera una società, minori sono i corpi intermedi. Quindi i corpi intermedi sono un termometro, una cartina di tornasole del grado di vivacità umana di una società. Se non ci sono tutti i tipi di corpi intermedi, non solo quelli l'associazionismo di espressione lavorativo economica, anche l'associazionismo sociale, culturale, politico, laddove sono pochi corpi intermedi c'è qualcosa che non va nella società, o perché politicamente si è in una situazione di non libertà, o perché si è in una situazione di apparente libertà però probabilmente sedata da qualcosa che sostituisce lo stare insieme delle persone. Possono essere le tecnologie, possono essere i social, può essere Netflix, è comunque una situazione di non libertà. Invece laddove c'è vivacità le persone tendono naturalmente, senza costruzioni artificiose, a incontrarsi e a stare insieme tra persone che vogliono fare un tratto di strada insieme. Non necessariamente tra persone simili, ma certamente tra persone che hanno lo stesso interesse. E allora riscopriamo la parola interesse, perché non è una parola brutta come insegnano spesso. Non hanno futuro le associazioni di rappresentanza che cercano il consenso di tutti. Non lo hanno perché sono una contraddizione in termini. Se vogliono essere di rappresentanza, devono rappresentare qualcosa, una posizione, una realtà, delle persone, dei luoghi, delle imprese. Non hanno bisogno del consenso di tutti. Quando le associazioni di rappresentanza scimmiottano la politica, finiscono per non servire a nulla. E infatti in epoca non tanto lontana, premier che avevano consensi al 40% hanno pensato di non aver bisogno di parlare con la rappresentanza, nella convinzione che loro erano più forti della rappresentanza, perché loro rappresentavano ben di più l'interesse delle persone rispetto alle associazioni datoriali e sindacali. La vita politica di quelle persone è durata, direi, decisamente meno della vita delle associazioni di rappresentanza. Perché? Perché evidentemente non si è compresa di una differenza, secondo me, ontologica tra le associazioni di rappresentanza e la dimensione della politica. Anche se io credo che sia tantissima, sia sempre molto forte la tendenza delle associazioni di rappresentanza, quando sono deboli, a scimmiottare le logiche politiche. Ma quando scimmiottano le logiche politiche allontanano quasi matematicamente le imprese, che chiedono all'associazione di rappresentanza di non fare politica nel senso partitico del termine, ma di portare i propri interessi. Ma per portare quegli interessi devi conoscere chi li ha. Quindi non c'è modo di rappresentare interessi se non nella prossimità. Non c'è rappresentanza di interessi generici, quella è filosofia, non è associazione di rappresentanza. L'interesse è l'interesse della piccola azienda artigiana che sta qua dietro, è l'interesse dell'azienda che fa meccatronica, prima parlavo con un vostro rappresentante, è l'interesse della piccola azienda che fa lavorazioni tipiche, è quell'interesse lì, e quell'interesse non è misero, è importantissimo, perché la somma di quelli costruisce l'identità di un'associazione di rappresentanza. Quindi le battaglie le grandi battaglie di contenuto teorico non c'entrano nulla con l'associazione di rappresentanza. A me fanno sempre un po' sorridere, come a volte mi fa sorridere, lo dico anche al sindacato, a volte mi fa sorridere quando il sindacato
no? Vuole dire qualcosa di tutto e su tutto, ci mancherebbe, è giusto. Però quando si dimentica, no, da dove si è nati e magari si vuole commentare l'ultima direttiva sul cambio euro-dollaro, le persone non cercano quello dal sindacato e non cercano quello dall'associazione di rappresentanza, cercano qualcuno che gli risponda al problema che hanno lì. Allora, l'aspetto della riscoperta, perché nel titolo, della riscoperta della prossimità, secondo me è importante perché è una riscoperta del territorio ed è estremamente urgente oggi. Questo può sembrare paradossale perché uno dice: ma come può essere centrale riscoprire il territorio in un momento in cui la tecnologia ci permette di essere contemporaneamente a Mira e in Vietnam? Se posso schiacciare un tasto a Venezia e attivare una produzione in Sud Corea, che senso ha il territorio in una dimensione di questo genere? Questo ce lo dicono le ricerche, anche le ricerche economiche più avanzate, che ci dimostrano come ci si è accorti, vedendo come è cambiata la competitività dei territori nordamericani, ci si è accorti che oggi un'impresa compete quando è il territorio ad essere competitivo. Cioè, quello che ci si è accorti è che se una volta le imprese si andavano a situare, e il Veneto lo racconta piuttosto bene questo, una volta le imprese andavano a situarsi laddove c'era la materia prima che serviva per attivare la produzione o laddove c'era un canale di comunicazione, per cui ci si metteva, se avevi bisogno delle miniere ti mettevi vicino a dove estraevi la materia prima, se avevi bisogno dell'elettricità o dell'acqua ti mettevi vicino a un flusso d'acqua, se facevi commercio avevi bisogno del porto. Cioè ti situavi laddove c'era l'elemento competitivo della tua impresa. L'azienda lì si stabiliva e piano piano, siccome l'azienda è fatta di persone, prima si parlava della relazione delle persone, piano piano attorno a quello stabilimento nasceva la città, perché la persona per fortuna non è solo lavoro e basta. Ha bisogno di svagarsi, nasceva il teatro, ha bisogno di curarsi, nasceva la farmacia, poi l'ospedale, poi la scuola per i figli, poi le case per le mogli, ai tempi quando lavoravano più solo gli uomini, eccetera, eccetera. Cioè la città nasceva attorno a quell'insediamento che aveva la sua origine nel fattore di produzione o nel fattore di comunicazione. Oggi nell'industria 4.0, nella manifattura 4.0 è ancora così? Sì, è ancora così, ma non c'è più bisogno di andare dove c'è la miniera, o sempre meno, tanto più in Italia che non compete più su quel tipo di produzione. Non abbiamo il problema della logistica di una volta, ma ancora si va a cercare la risorsa competitiva. Ma qual è la risorsa competitiva di un'impresa che compete nel 2022? Sono le persone, e quindi le imprese si stabiliscono laddove ci sono infrastrutture umane, persone, capitale umano si diceva una volta, per fortuna la definizione che ha dei suoi limiti è stata superata, laddove ci sono persone competitive. Le imprese si stabiliscono nei territori dove sanno di poter competere perché c'è la, tra virgolette, passatemi la volgarità, materia prima che serve, che sono persone sveglie, persone che sanno imparare, persone competenti, persone formate, cioè territori che hanno scuole che funzionano, università che funzionano, ospedali che funzionano, anche infrastrutture logistiche, eccetera, eccetera. La dinamica è la stessa, ma cambia tutto. Bene, allora, anche oggi si compete, anzi ancor più oggi si compete, se si è in un territorio competitivo, e quindi è centrale per chi fa rappresentanza far sì di rappresentare la dimensione del territorio, ma far sì che quel territorio sia competitivo. Io l'ho visto plasticamente in alcuni progetti che abbiamo seguito. Io sono l'unico dei relatori che non parla con l'accento veneto, per cui potete permettermi né di declinare in dialetto alcune frasi perché non lo saprei fare, anche se frequento tanto il Veneto, ma permettetemi anche di fare riferimenti esterni. Per esempio, ho seguito un progetto bellissimo nella Val di Cena Val di Taro, che è una zona parmense verso la Spezia, insomma da Parma andando verso la Spezia,
dove le imprese hanno capito che avevano bisogno di investire contemporaneamente sulle università e hanno chiesto di fare una laurea ad hoc, gli ITS e la formazione professionale. Sono entrati sui territori, hanno di fatto adottato queste scuole, costruendo percorsi di apprendistato di tutti e 3 i livelli, perché sapevano benissimo che va bene che l'ingegnere migliore lo puoi andare a prendere in India, ma l'operaio, e l'operaio specializzato anche, che poi sono quelle figure così centrali che oggi si dimettono andando al concorrente chiedendo di prendere il 30% in più e spesso ottenendolo, perché le grandi dimissioni che leggete sui giornali nel 70% dei casi sono spostamenti di lavoratori adulti all'interno dello stesso settore che si esauriscono in meno di un mese. Cioè sostanzialmente sanno di non avere competizione e vanno a rivendersi a quello di fianco prendendo il 40% in più, a dimostrazione di quanto servono avere tante persone competitive. Bene, queste imprese hanno incominciato a formarli dalla scuola secondaria, cioè dall'obbligo, fino al livello degli ingegneri, perché sapevano che avevano bisogno di persone disponibili a lavorare in Val di Taro, che è un posto molto più brutto del Veneto, perché se no non andavano avanti, perché il loro stabilimento, la loro storia, le loro intuizioni erano lì. Allora, in questo senso mi sembra importante riscoprire una dimensione di rappresentanza che è strategica, non è solo di servizi. I servizi sono importanti, ma sono una conseguenza di un posizionamento strategico e di un'idea. Allora, una riscoperta di una dimensione strategica e la riscoperta di una dimensione strategica sul territorio, in un territorio. In questo senso, secondo me, il futuro, quantomeno quello prossimo, è più della rappresentanza territoriale più che di quella nazionale. Poi probabilmente riscopriremo anche quella, ma la dimensione territoriale è assolutamente necessaria, anche perché poi dà significato a quella nazionale. Grazie. Grazie.